Buonasera, ben ritrovati, edizione trevigiana dei nostri telegiornali e dunque avete sentito è appena terminata la nostra lunga maratona iniziata questa mattina per stare con voi in questa Pasqua sicuramente complicata, sicuramente diversa e dunque iniziamo la nostra edizione, il nostro telegiornale con le parole del governatore Luca Zaia proprio in collegamento oggi. Una Pasqua per guardare al futuro, ha detto. Parola d'ordine, vaccinare. Questo augurio di Pasqua lo faccio proprio perché sia una risurrezione proprio sociale della nostra comunità. Come vedete la luce in fondo al tunnel la si vede, che è quella delle vaccinazioni e della chiusura di quello che è questa vicenda triste del coronavirus. Spero proprio che se ne venga fuori. Il Covid ha creato una emergenza sanitaria, ne ha creata una economica, una sociale e direi anche una psicologica nella nostra comunità. Dal punto di vista sanitario sappiamo come è andata e come sta andando. Peraltro in questo momento abbiamo 2.300 pazienti in ospedale e 300 persone in terapia intensiva. Dal punto di vista economico è una devastazione perché abbiamo perso circa 60.000 posti di lavoro, dei quali 35.000 dal mondo del turismo. Però oggi è Pasqua e cercherei di guardare con una visione positiva per il futuro, che non è positiva di Covid, ma è positiva di pensiero a quello che sarà il nostro futuro, che noi, vi ricordo, siamo la regione che vaccina di più in Italia. Noi siamo la regione che vaccina di più in Italia. Pensate che facciamo circa 35.000 vaccini al giorno, abbiamo un potenziale per arrivare almeno a 80-100.000 vaccini assieme ai medici di base, assieme alle farmacie, assieme alle imprese che si sono messe a disposizione. Ci mancano i vaccini. Per dire, ogni settimana da qui a fine aprile avremo circa 150.000 dosi. Noi ne facciamo 35.000 al giorno e quindi capite da soli che in 5 giorni le facciamo tutte. Quindi se avessimo vaccini riusciremmo a vaccinare tutti i veneti in un mese e mezzo. Altri paesi, penso agli Stati Uniti, che hanno annunciato 1 milione di vaccini al giorno inoculati, piuttosto che la Gran Bretagna che è arrivato ormai a oltre il 40% dei cittadini vaccinati, o Israele che ha vaccinato tutti i suoi cittadini. Noi in Europa siamo la Cenerentola, abbiamo contrattato male, non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, noi, quelli che hanno trattato in nome per conto nostro. A livello nazionale abbiamo una colpa, che è quella nel momento in cui una regione, cioè il Veneto, ti dice guarda, io ho ricevuto delle offerte per 27 milioni di dosi, ben vengano le inchieste, ben vengano le procure, ci mancherebbe. Ma io speravo che tutto questo servisse a fare chiarezza. Se fosse stato vero, ma ancora non si sa, che esistevano quelle 27 milioni di dosi, noi potremmo aver vaccinato tutti. Comunque andiamo avanti, noi siamo con una macchina vaccinale che basta alimentarla di vaccini e si vaccina. Ringrazio e mi scuso anche con tutti quei cittadini, ringrazio per la pazienza che portano, mi scuso magari perché a volte ci sono delle code, però come dico sempre io, brutto da dire ma rende l'idea, è meglio un'ora in coda che una vita sottoterra, nel senso che è un'opportunità di salute, di vita. La vaccinazione la si fa una volta nella vita e preferisco far fare tanti vaccini in una giornata piuttosto che star lì a fare, diciamo, col cerimoniale di corte, avere una cosa iper tranquilla, perché se siamo troppo tranquilli nelle vaccinazioni vuol dire che ne facciamo poche. Incrocio le dita, spero che con questo mese qualche risultato ce lo possiamo avere. Consideri che adesso sono 2 o 3 giorni che abbiamo un po' di calo e stabilità nelle terapie intensive, perché noi l'emergenza ce l'abbiamo ancora. Il virus c'è, quindi dico a tutti, utilizzate la mascherina, igiene delle mani, distanziamento. Ci aiuterà il bel tempo, ci aiuteranno i vaccini, ma ne veniamo fuori. Io, guardi, mi permetto di dire, magari mi sbaglio, non sono un clinico, ma immagino che la prossima stagione, quando penso al prossimo autunno, ci saranno sicuramente dei malati Covid. Dopo cercheremo anche di capire se sono quelli che si sono vaccinati o quelli che non si sono vaccinati, ma non avremo più ondate, perché se il vaccino funziona, se il vaccino confermerà di funzionare, avremo, diciamo, i nostri malati, ma non saranno più un sistema da portare al collasso il paese, assolutamente no. E domani si riparte con le vaccinazioni in tutta la Marca e sarà attivo a Ponte di Piave il nuovo Vax Point per l'Opitergino Mottense.
Riprende domani a pieno regime la campagna vaccinale nella Marca dopo gli stop and go dell'ultima settimana a causa dei ritardi nelle consegne dei vaccini che hanno sfasato la programmazione e mandato in tilt nella giornata di giovedì la piattaforma web. Ai poli vaccinali già operativi del territorio da domani Pasquetta si aggiungerà quello di Ponte di Piave, ospitato al Palasport Saranzanello, che diventerà polo di riferimento per l'intero territorio dell'Opitergino Mottense. Gli spazi sono pronti, transenne e box allestiti, 2 gli ingressi utilizzabili e poi parcheggi che nella zona non mancano. Ci sono quelli della stazione, della vicina casa di riposo e dello stesso Palasport. Questa è la palestra nel giorno di Pasqua, in attesa di flussi che, vaccini permettendo, saranno continui per tutta la giornata da domani a estate inoltrata. L'obiettivo del resto è ambizioso, ovvero somministrare 100 dosi all'ora con le priorità fissate dalla Regione e recepite dall'ULSS 2. Con senso di disponibilità il Palasport Saranzanello, quindi partiranno domani le vaccinazioni. Io ringrazio tutti i volontari, tutti coloro che ci hanno dato una mano in questi giorni per poter realizzare questo, i dipendenti del comune di Ponte di Piave, e in particolare auguro un buon lavoro a tutto il personale medico, infermieristico e amministrativo che sarà qui in questi giorni, e ringrazio davvero tutti per la collaborazione e per la partenza. L'ULSS 2 intanto sta ricercando altri spazi e l'ex Pagnossin, a 2 passi dall'aeroporto Canova, potrebbe ospitare il primo centro vaccinale in drive-in della zona di Treviso, modalità che è stata sperimentata sabato con successo a Castelfranco Veneto, anamnesi e inoculazione quindi senza scendere dall'auto. Il sopralluogo dei tecnici dell'ULSS nell'area si terrà a stretto giro di posta. Se ci sarà l'ok tecnico si potrà arrivare a 1500-1600 dosi al giorno. Questa è la programmazione in evoluzione della macchina sanitaria trevigiana in attesa di certezze sulle forniture. Siamo alla cronaca. Giallo a Montebelluna, un uomo di 40 anni è stato accoltellato e lasciato a terra sanguinante e indagano i carabinieri. Lo hanno accoltellato al petto e ad una spalla, poi lo hanno lasciato a terra sanguinante. L'aggressione è avvenuta in zona Posmona, Montebelluna, in pieno orario di coprifuoco. Cosa facesse fuori a quell'ora sarà lui a doverlo dire. La vittima è un 40enne di etnia rom. L'uomo è riuscito, nonostante le ferite, a trascinarsi fino al parcheggio di via Sansovino, a pochi metri dalla caserma dei carabinieri. Ed è proprio qui che è stato soccorso dagli uomini del SUAM 118 e trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Immediate le indagini dei carabinieri di Montebelluna. Sulla vicenda interviene il sindaco Elso Severin. Purtroppo è deplorevole quanto è successo questa notte a Montebelluna. Mi auguro che le forze dell'ordine trovino i responsabili e siano puniti come si deve. Un'aggressione violenta. La vittima sarà presto ascoltata dai militari dell'Arma. Un giallo ancora tutto da chiarire. A colpire il 40enne un gruppo o una sola persona? Ma soprattutto cos'è accaduto poco prima dell'1 di notte? Un fatto increscioso, ribadisce l'assessore alle politiche familiari Claudio Borgia. Quello che è capitato questa notte è un fatto increscioso a cui Montebelluna non è abituata. Questa mattina ho personalmente sentito i carabinieri della compagnia di Montebelluna, i quali sono già sulle tracce dell'aggressore o degli aggressori, e speriamo quanto prima possano essere identificati. Sono finiti dentro un canale. L'incidente questa mattina in via San Martino a Lori. Ad avere la peggio è stato un 28enne rimasto incastrato all'interno della vettura. Ha riportato ferite al torace, alla testa e al bacino. Le sue condizioni restano gravi ma non è in pericolo di vita. Solo ferite lievi invece per il guidatore, un 22enne. Sul posto è intervenuto anche lei il soccorso del SUAM 118 per rimuovere l'auto finita nel fossato. Invece è stato necessario l'intervento dell'autogru e del carro attrezzi dei vigili del fuoco. E giornata di controlli anti-Covid lungo la Marca, li abbiamo seguiti in elicottero con i carabinieri del NEC di Belluno e della compagnia di Conegliano. Vediamo. Giornata di Pasqua e di controlli in elicottero con i carabinieri del NEC, il 14° nucleo elicotteristi di Belluno, con il pilota maresciallo maggiore Walter Rossi e il comandante della compagnia di carabinieri di Conegliano, Fabio Di Rezze, insieme lungo il Piave, notoriamente prima del Covid in questi giorni meta delle tradizionali gite fuori porta, con picnic e ritrovi ora vietati. Sì, purtroppo questo è il secondo anno in cui non può essere utilizzato come dovrebbe essere.
purtroppo sussistono le normative Covid e fortunatamente sono rispettate in questo momento, come possiamo vedere. Misure anti-Covid rispettate anche lungo Treviso e l'Aristera, obiettivi particolarmente attenzionati dei controlli delle forze dell'ordine in volo come a terra, al pari del Coneglianese, con le sue colline patrimonio UNESCO. Qual è la tutela per questo patrimonio dell'umanità, con i suoi uomini e anche con la sinergia interforze di polizia? Ovviamente sì, in particolare l'Arma dei Carabinieri procede alla difesa di questo patrimonio con le varie sue specialità, in primo luogo i Carabinieri forestali, poi il Nucleo Operativo Ecologico di Treviso, presente nella marca appunto trevigiana, e anche in particolare con tutela patrimonio culturale. Il bilancio di fine giornata è di 50 persone identificate e 20 veicoli controllati in strada da parte dei Carabinieri di Conegliano, il cui viaggio nei controlli anti-Covid del territorio, ma anche contro la criminalità, non si ferma e continua per tutti i giorni dell'anno. Sì, confermo, abbiamo già sorpassato la prima pattuglia sul ponte della Briola, procedendo ne incontreremo parecchi in questa giornata particolare. Ci soffermeremo su quella presente sul ponte di Piave, anche perché tengo a sottolineare che da lunedì sarà aperto l'hub vaccinale a Ponte di Piave. Ed ora invece ci colleghiamo con il nostro Lucio Zanatta e Nicoletta Rizzetto, che si trovano a Conegliano, che fra l'altro per tutto il pomeriggio sono stati in compagnia con voi, anche con noi e con le nostre dirette. Lucio, buonasera. Naturale. Vediamo se riusciamo a collegarci con Lucio Zanatta, che si trova a Conegliano. Lucio, mi senti? Sì, buonasera, mi trovo sulla... Sì, ti sento chiaro e forte, tu mi senti? Buonasera ai telespettatori del telegiornale di Antena 3, ancora buona Pasqua a tutti quanti. Abbiamo cercato di tenervi in compagnia nella giornata di Pasqua, per quanti, come tutti voi, siete rimasti nelle vostre case. Noi invece abbiamo cercato di raccontarvi la marca trevigiana e non solo. Il nostro ultimo passaggio di questo lungo tour è per il Castello di Conegliano, per la piazza del Castello di Conegliano, ma soprattutto per il coro conegliano. Sono con il maestro Diego Tomasi. Buonasera maestro, lei è stato anche direttore del coro della Giulia. Sì, sono stato durante il servizio militare maestro del coro della Giulia e attualmente maestro del coro conegliano. E qui vediamo una rappresentanza di alpini del coro conegliano. Sì, all'interno del coro ci sono appassionati di montagna, del CAI, persone che vengono da altre realtà e alpini, e questa è una rappresentanza di alpini all'interno del coro conegliano. Allora, abbiamo uno sfondo che è meraviglioso, che è quello della montagna e della pedemontana trevigiana. Voi avete scelto un brano da dedicare a tutti i nostri telespettatori, a tutti i telespettatori di Antena 3. Sì, il brano è Il famoso Signore delle Cime di Beppi De Marzi, perché noi siamo amici da sempre. Il nome coro conegliano ce l'ha dato il maestro Beppi, e il Signore delle Cime è un modo per ringraziare e salutare tutte le persone andate avanti, gli alpini andati avanti, ma le persone che a causa della pandemia sono andate avanti nel paradiso degli alpini. Per cui è un modo per davvero far sentire a loro la nostra vicinanza, augurando che questa pandemia finisca il più presto possibile. Allora, il Signore delle Cime, il coro conegliano. Abbiamo qualche problema, ovviamente lo potete vedere con il collegamento. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Yeah.
Santa Maria, Signora della neve, copri col bianco soffice mantello il nostro amico, nostro fratello, su nel paradiso, su nel paradiso, lascialo andare per le tue montagne. Grazie dunque al coro conegliano. Chiamo qua il direttore Diego Tomasi. Niente, con questo noi vogliamo augurarvi buona Pasqua e a me non resta che dare la linea allo studio. Grazie e linea a te, Daniela. Grazie davvero a Lucio Zanato e grazie anche a Nicoletta Rizzetto che si trova con lui, ma soprattutto grazie al coro per questo davvero meraviglioso brano. Noi quindi ci fermiamo per qualche istante proprio di pubblicità, poi torniamo di nuovo qua in studio. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Ora sentiamo invece il messaggio di auguri del sindaco di Treviso, Mario Conte, che si rivolge ai cittadini anche richiamandoli alla responsabilità. Cari cittadini, buongiorno a tutti, auguri di buona Pasqua. Devo subito partire ringraziando l'emittente Antena 3 Nord-Est che mi consente oggi di entrare nelle abitazioni di ognuno di voi in un momento dove in realtà la socializzazione ci è stata negata proprio per mettere al sicuro la nostra comunità da un punto di vista sanitario. Siamo chiamati a un atteggiamento responsabile soprattutto in questi 2 giorni di festa dove siamo da sempre stati abituati a dei momenti conviviali. Quest'anno invece dovremo rinunciare, dovremo limitare i nostri contatti familiari più stretti, ma lo dobbiamo fare perché da più di un anno stiamo facendo dei sacrifici enormi da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista della scuola, da un punto di vista sociale, dove appunto i nostri contatti sono stati limitati, ma lo dobbiamo fare soprattutto perché crediamo nel futuro della nostra comunità, perché vogliamo aver rispetto delle quelle persone che anche in questi giorni di festa stanno lavorando all'interno della struttura ospedaliera, e mi riferisco ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, a tutto quel mondo che lavora attorno alla sanità e che proprio in queste ore sta curando i nostri concittadini che purtroppo con il Covid stanno ancora combattendo. Devo obbligatoriamente ricordare, e lo faccio con grande dolore nel cuore, tutti quei trevigiani che invece questa Santa Pasqua non la potranno festeggiare insieme a noi perché il Covid se li è portati via. Mi unisco davvero al dolore delle famiglie, porto a loro gli auguri di buona Pasqua da parte di tutta la comunità e mi prendo anche l'impegno di ricordarli una volta finita questo incubo in una grande manifestazione di città che ci vedrà tutti uniti nel ricordo delle vittime del Covid. Però sono convinto che questo sarà l'ultimo dei nostri sacrifici. Accanto al binario della pandemia oggi c'è il binario della speranza con la soluzione che si chiama piano vaccinale. Ci sono stati dei tentennamenti, dei ritardi dovuti alle forniture del vaccino, ma la campagna sta andando avanti e stiamo mettendo in sicurezza quella fascia di cittadinanza che un po' per età, un po' per patologie, rischiava più di altri di subire dei gravi danni a causa del Covid. Ecco, una volta sistemata questa fascia di età, proseguirà la campagna vaccinale, arriverà l'estate e potremo davvero guardare al secondo semestre di questo 2021 con ottimismo, con fiducia e con la certezza che la nostra città sarà pronta a ripartire alla grande sotto tutti i punti di vista, culturali, turistici, economici,
economici, perché abbiamo gettato le basi in questo lungo anno di pandemia per quella che sarà una ripresa certa della nostra città. E quindi io ringrazio la mia squadra, ringrazio i consiglieri comunali, ringrazio tutte quelle persone che nonostante le difficoltà hanno continuato a metterci la faccia giorno dopo giorno, prendendo a volte anche delle decisioni impopolari, ma sempre mettendo al centro della nostra azione il bene comune e le esigenze dei nostri cittadini. Questo ve lo posso garantire, abbiamo dato tutti il massimo e lo stiamo continuando a fare. Ovviamente abbiamo potuto farlo perché attorno a noi c'è un esercito di persone che hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo. Prima citavo i medici, gli infermieri, ma non posso dimenticarmi delle forze dell'ordine, della protezione civile, della polizia locale, degli scout, degli alpini, di tutte quelle associazioni di volontariato che anche in questi giorni di piano vaccinale si sta adoperando appunto per garantire un servizio puntuale, efficace ai nostri cittadini. Senza volontari sarebbe tutto davvero molto più complicato, ma ci sono e sono davvero tanti e il loro cuore pulsante ci sta dando una grande spinta verso la soluzione e verso il rilancio della nostra città. Quindi cari cittadini, davvero auguri di buona Pasqua, che sia veramente una Pasqua di speranza, una Pasqua in famiglia e una Pasqua, vi prego, responsabile. Non gettiamo tutto all'aria, perché nel giorno di Pasqua e soprattutto nella Pasquetta non abbiamo saputo rinunciare a un momento conviviale. È solo rinviato di pochi mesi, poi torneremo tutti con grande serenità, con grande entusiasmo, con grande voglia a festeggiare questi grandi valori della comunità trevigiana. Auguri di buona Pasqua davvero a tutti voi, alle vostre famiglie, ai vostri cari, alle persone che non ci sono più. Cerchiamo di volerci bene, cerchiamo di prenderci cura di noi stessi, perché la fine dell'incubo è davvero vicina. Ed ora il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, che ha voluto condividere con noi un messaggio speciale per i trevigiani. È la seconda Pasqua in pandemia che stiamo trascorrendo e siamo un po' ipnotizzati dal sortilegio Covid. Tutto quello che viviamo, tutto quello che soffriamo, ma anche le nostre gioie, le nostre speranze sono filtrate da questa presenza ingombante. Ma oggi è Pasqua e la Pasqua ci dice qualche cosa che va al di là, ma non perché ci vuole portare in un posto che non c'è, in un'illusione, no, perché ci dice che la nostra speranza, cioè la nostra forza di vedere insieme un futuro migliore, un futuro dove davvero siamo capaci di aiutarci, di portare i pesi gli uni degli altri, di vivere insieme come una comunità, è fondata su un annuncio, ed è l'annuncio che dà una tomba vuota e l'apparizione di un corpo glorioso alle donne nella mattina di Pasqua e ai discepoli, agli apostoli. Il sepolcro è vuoto perché sulla croce Cristo si è consumato tutto e si è donato tutto per amore. Ha donato tutto di sé e quindi nulla poteva essere catturato e in preda alla morte. È tutto vivo e porta con sé tutto ciò che ha vissuto, le sue amicizie, i suoi pensieri, le sue fatiche, anche il segno dei chiodi, il segno della lancia sul costato, ma lo porta da vivente, da risorto, per fare di noi dei viventi e dei risorti. E ci dice che il male è sconfitto, che la morte non ha l'ultima parola. L'augurio di Pasqua è questo, di poter vivere da risorti in questo tempo così difficile, così complicato, sapendo che chi ci ha lasciato in questo tempo duro e terribile è nella vita, è nell'abbraccio di Dio Padre, ha superato col Cristo la barriera della morte e noi veniamo consolati e rafforzati per poterci prendere davvero cura gli uni degli altri, per volerci bene, per essere comunità, per prenderci anche la responsabilità affinché nessuno debba sentirsi solo o abbandonato.
e l'annuncio delle nostre chiese, delle nostre liturgie, l'annuncio della nostra fede diventa poi realtà concreta. Proveremo ad attivarci in tutta la diocesi con una rete di famiglie sentinelle, di volontari, per ascoltare le persone che hanno bisogno e poter dare una mano. Attiveremo un fondo di comunità e delle iniziative di microcredito alle quali invito tutti a partecipare, a chiedere se hai bisogno, senza vergogna, senza paura, e a dare se hai qualcosa in più, perché la condivisione diventa il segno che l'augurio che ci facciamo oggi è un augurio vero, autentico, reale. Buona Pasqua a tutti voi. Ed ora invece vediamo la visita a sorpresa del nostro Lucio Zanato a casa di Gentilini per il pranzo di Pasqua tra il serio ed il faceto, le parole dello sceriffo e della moglie Maria. Adesso suono questo campanello e vediamo chi c'è dietro questa porta. Voi pensate, qui siamo in uno dei tanti condomini della città. Ha suonato la porta e c'è Maria Pace in Gentilini. Buongiorno e buona Pasqua. Grazie altrettanto, grazie. Venite, accomodatevi. Allora, abbiamo fatto l'irruzione a casa di Gentilini per fare gli auguri allo sceriffo di Treviso. Permesso. Tanti auguri. Purtroppo il Covid, dobbiamo tenerci distanti. Io ho il braccio lungo, faccio più di 1 metro di braccio, per cui eccoci qua. Carissimi cittadini, in questa giornata di Pasqua, di guerra batteriologica, io davvero italiano chiamo Dante Alighieri. E sapete perché, cari miei cittadini? Perché io vi faccio gli auguri più cari, più affettuosi, perché assieme a me possiate recitare quel grande versetto che dice, ricordatevi, sapete cosa dice? Ed uscimmo a rivedere le stelle. E sapete cosa vuol dire rivedere le stelle? Vuol dire tornare a vivere quella vita con tutte le grandi soddisfazioni. Maria, che cosa avete preparato per Pasqua? Allora, abbiamo preparato il pasticcio, dopo crespelle, dopo involtini, dopo insalata e chi ne ha più ne metta qua. Qual è il segreto per stare con Gentilini? Tanta pazienza. Perché? Ma tanta. È un segreto. È un momento di grande sacrificio, ma bisogna affrontarlo con serenità, con voglia di applicarlo, perché il nostro avvenire è in mano a noi, non agli altri. E prima di lasciarvi gli ultimi dati relativi ai contagi nella Marca, nelle ultime 24 ore sono 185 i nuovi positivi al Covid proprio nella Marca, quindi i casi attualmente positivi sono 3.809 in lieve calo rispetto ai 3.827 di ieri, salgono a 40 invece i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in più rispetto a sabato, sono 17 a Treviso, 9 a Montebelluna, 11 a Vittorio Veneto, 3 a Conegliano. In area non critica invece sono 76 ricoverati a Vittorio Veneto, 61 al Cafoncello, 67 a Montebelluno, 29 a San Camillo, 3 a Motta di Livenza, numeri a cui vanno aggiunti ovviamente i ricoveri negli ospedali di comunità a Treviso, 15 pazienti, e Vittorio Veneto 10 pazienti. Dunque questi gli ultimi dati relativi ai contagi nella Marca. Siamo arrivati al termine di questa edizione, a me non rimane che augurarvi davvero ancora una buona Pasqua a tutti da parte del nostro gruppo, da parte di Media Nord-Est, e grazie davvero per averci seguito, per essere stati con noi in questa lunga maratona. A me non rimane che lasciarvi alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti. Bentrovati al meteo.
Clima più fresco e tempo via via più instabile. Trascorrerà così la Pasquetta, anche quest'anno tra divieti e restrizioni, ma insomma in giornata il contesto meteorologico non sarà poi così male. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto in effetti sarà decisamente soleggiato con ampi spazi di sereno nelle prime ore, a seguire addensamenti nuvolosi più diffusi. Verso sera prime precipitazioni sparse, in nottata saranno più frequenti. Temperature in ulteriore lieve calo, minime comprese tra i 2 e i 6 gradi, valori massimi invece tra i 14 e i 18 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo, ma col passare delle ore nubi in aumento e in serata piogge via via più diffuse. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime fino ai 14-16 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento, poi alla sera peggiorerà con qualche rovescio. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime fino ai 19 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti,